cercando di mettere lì dei dubbi, in maniera tale che Tina Merlin non diventi un santino, ma resti una giornalista con le difficoltà che diventano quindi più simili a quelle che oggi fa chi fa questo mestiere. Scandisce più volte la parola mestiere Marco Paolini, proprio lui che da Tina Merlin ha raccolto il testimone della memoria, il vaionto su tutto, ma le vergogne dell'Italia non si fermano certo al cospetto della diga, da qui l'importanza del giornalismo d'inchiesta oggi come allora. Tina Merlin è stata massacrata, querelata, vilipesa in vita per una grande inchiesta, perché aveva capito prima la tragedia che stava per scatenarsi in questa terra. Oggi accadono le stesse cose. Ogni giornalista o giornalista che indaga su mafia e corruzione viene colpito dalle querele bavaglio per colpirlo e impedire ai cittadini di sapere. A 30 anni dalla morte Tina Merlin è stata ricordata così in un teatro comunale di Belluno pieno, soprattutto di ragazzi delle scuole superiori che da qui ai prossimi mesi approfondiranno la figura della cronista bellunese. Una prima pubblicazione è già pronta. Sarà un quaderno misto di saggi su tematiche che lei aveva affrontato, quindi la resistenza, quindi il Vajont, quindi le centraline e poi interventi di coloro che l'hanno conosciuta, che hanno lavorato fianco a fianco con lei. Nel corso della mattinata moderata da Tiziana Bolognani la proposta del ministro D'Incà. In qualche maniera credo che sia opportuno riuscire a lanciare questo appello per poter insieme vedere presente sul territorio bellunese, credo che sia un luogo migliore, una statua a memoria, un monumento a memoria di Tina Merlin che rappresenti costantemente per noi tutti un luogo, un simbolo. Una figura da ricordare con le opere ma soprattutto con i fatti. Speriamo che questo convegno riesca a dare quel messaggio che noi vogliamo, un messaggio di libertà di informazione, di partecipazione civile e soprattutto che la gente capisca che un'informazione libera è patrimonio di tutti.